Ecco come avveniva la cessione della droga. Per eludere i controlli delle forze dell'ordine, la sostanza stupefacente veniva letteralmente lanciata da alcune abitazioni ubicate in una zona rurale di Contrada Fabrizio a Corigliano e consumata per lo più in zona. L'unica strada di accesso al complesso residenziale era presidiata da sentinelle che facilmente avvertivano del sopraggiungere di auto o elementi sospetti. A questi riscontri i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro ci sono giunti grazie ai servizi di osservazione e pedinamenti, alle intercettazioni e alle riprese video effettuate dalle telecamere montate nella zona. Da qui hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla, nei confronti di 4 soggetti, tutti di Corigliano, tra i 26 e i 51 anni, indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sul cui conto sono stati acquisiti dettagliati elementi in ordine anche ad un omicidio pianificato ai danni di un noto pluripregiudicato del posto. Ai 4 infatti sono state captate conversazioni in cui emergevano in modo netto le modalità di esecuzione dell'omicidio e le varie precauzioni da adottare durante la fuga per eludere l'intervento delle forze di polizia. Le indagini sono partite dall'arresto avvenuto lo scorso maggio di un soggetto trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa e colpo in canna. L'uomo, dopo un inseguimento fra le vie del centro abitato, è stato fermato e arrestato dai militari. È stato approfondito il contesto nel quale operava e da lì si è giunti ad acclarare come nella marina di Corigliano vi fosse il predominio di una rete di spaccio di eroina e cocaina, messa a punto dagli arrestati di oggi. Lo stupefacente veniva posizionato in luoghi facilmente raggiungibili dagli indagati, sostanzialmente sotto il loro controllo, ma non all'interno delle proprie abitazioni, quale per esempio un cortile confinante recintato che aveva all'interno un cane da guardia, in modo da eludere qualsiasi controllo eventualmente effettuato dalle forze dell'ordine. Nel corso delle indagini sono stati inoltre sequestrati circa 20 grammi di cocaina, 15 di marijuana e 4 di eroina.